Buonasera Patrizio, partita difficile per voi sin dal primo tempo, però alla fine avete fatto vedere che il Montebello c'è, come abbiamo visto poi in queste prime partite di campionato. Sí, jugábamos contra una escuadra que se debe tener el atteggiamento justo los 50 minutos, si no un error con questa squadra è quasi un gol. Loro meten un ritmo molto alto, pero nada, creo que se ha jugado bene, se ha aguantato molto bene la partita, pero se deve anche mejorar tantissimo, però siamo contenti con la squadra che abbiamo. Tre vittorie, prossimo sabato, anzi domenica, giocate a Bassano, uno scontro diretto? No, giocamo a 3. A Trissino, scusa, è uno scontro difficile anche quello, però anche con Bassano poi giocherete per giocarvi un posto tra le prime 8 in quarta di Coppa Italia. È un Montebello che sta giocando bene, San Derigo forse è stata un problema nel finale, però insomma fino adesso Montebello ha venuto a cara la pelle. Sì, sappiamo che abbiamo una squadra forte che dipende da noi, di come si allena, di come si gioca. Ovviamente l'obiettivo della squadra è classificare a Coppa Italia, però si deve lavorare e continuare allenando. Partecipo in Azar dopo un bell'anno con CGC Viareggio, purtroppo con il ritorno in A2 della squadra bianconera, però sei arrivato a Montebello e ti sei ambientato subito, in poche settimane. Sì, un peccato lo che è successo l'anno scorso con il Viareggio. Ora sono qua con questa squadra, con grandissimi giocatori, así que sono contento. Stiamo lavorando per la squadra e l'obiettivo che abbiamo tutti insieme. Grazie a